l'anno di laziale, per cui dovete accettarci per quelli che siamo. Se Fatene basta 4 battute qua è veramente una cosa brutta. Per l'Empaz stiamo combinando malissimo io e lui, ma comunque a parte questo, veramente sembra essere la Lazio questa città è come vive i tempi del Piero Alberti in Alabama, essere lì, uguale. Poi vabbè, veniamo per esperienza in America, io e lui abbiamo giocato Lozzi, ci ha portato in America, diciamo non c'è in America, ma giochiamo contro qualche attore americano, cioè noi già vedevamo al casino, siamo trovati a giocato i Galaxy la prima partita, ho perso 12-1. mai vista, non so che c'era la palla in campo e alla fine Livio Lozzi dice a me non me lo dovevo perso, Pensa. è il Brasile. Sì, capito? Non è che proprio per Giordano e vieni, per giocare al secondo tempo volevano anche 50.000 euro per trabbellare, scherzo, ovviamente. Però no, sono contento anche se farò io praticamente 5 minuti perché c'è un'operazione in atto al tendine d'Achille e visto che dovrei condurre adesso un programma per 5 mesi sulla Rai per vedere quello. Non è che no, filmato. Non si sanno queste cose fino alla fine. Spero che sia così. Però vabbè, io vi ringrazio, ma di che tu hai ringraziato veramente manco il portiere di casa mia, ma hai ringraziato tutti, non so se chiede scusa, mi stanno loro che hanno loro. Cioè poi passando il microfono finito solo con lui. Allora io due cose da dire. Del portiere non me ne frega niente. Vengo venuto a casa con mia moglie, dico la verità, e qui andrebbe scritta sta cosa, venuto a casa con mia moglie. E è un piacere, vengo per ridere, insomma facciamo una cosa. Io ho detto a Livio per sedere solo gente sopra i 90 kg. E quando dicono che maglietta porti, lui dice mi serve tutti la L o la S, che la panza, lì è divertente. Purtroppo sono quello che stanno giocando. L'altra partita mi leggevo Bacco, io guardavo così da qui, stavo passando davanti. E la più bella lo sappiamo quando sono uscito, io giocavo terzino destro, poi dopo i termini del 700, stavo lì, non terzino, stavo là. Esco il guardiano e fa, mannaggia, peccato che fui uscito. Ah, vado veloce! Io lo sapevo tu Battista, come l'hai tradotto? Ha fatto così su Battista. Non sta bene. Vabbè, insomma, morale della favola, stavo sempre di fermo, aspettare che veniva qualcuno addosso a me, no? Così, esco il guardiano e mi fa, Batti, peccato che sei uscito. Dico, perché finché c'eri te io da qui non mi muovevo. Tu stavi lì, io ero l'ultimo uomo. Comunque, vabbè, partecipiamo, facciamo 10 minuti, comunque di è finito? Sì, sì, anche perché per il cachet non avevi detto 5 minuti. No, ma la io sto qui, poi c'è il centrale Rai, io faccio buona cosa tu cose. Vabbè, insomma, è stato un piacere partecipare, faremo ridere quello della... Cercate di capire come ridere. Vabbè, insomma, grazie a tutti e io passo un attimo dall'altra parte. Signora, lei ha fatto solo un errore quando si è alzata, ha lasciato la borsa sulla sedia, con Pino vicino, per poi provare a le case.